Sicuramente uno dei grandi problemi nel raggiungere le destinazioni balneari è il traffico, ma è qui che ci viene in aiuto il treno. Infatti, devo comunicarvi leggendo la piazzaweb.it che dal 5 luglio riparte il treno del mare che collegherà Verona a Chioggia. Chioggia è diventata ormai uno dei borghi più importanti del Veneto, ma anche le località balneari come Sottomarina, immagino, e anche altre lì vicino. E dopo 11 anni, fortunatamente, tornerà il treno. Praticamente, come dice questo giornale, ogni sabato e domenica i treni percorreranno la linea diretta tra Verona e Chioggia, senza necessità di cambi, offrendo così un'opzione comoda e diretta non solo per i pendolari che vanno alle spiagge, ma anche per i turisti che vogliono visitare il nostro paese. E questo sicuramente rappresenterà un'opportunità significativa per ridurre il traffico sulle strade e promuovere un trasporto più sostenibile. Diciamo che anche fino adesso si poteva arrivare a Sottomarina attraverso gli autobus, ma capite che era molto complicato e era lento come servizio. Quindi ditemi cosa ne pensate e se anche voi utilizzate i mezzi pubblici per arrivare al mare.